Ringrazio il Gremio dei Sardi, il suo presidente, il mio amico Salvatore Bellisai per l'ospitalità magnifica di questa serata a Roma, in un contesto così prestigioso che ha una storia che riempie il cuore di qualsiasi sardo che venga nella capitale. Quindi grazie di cuore per iniziare e grazie anche per l'opportunità di poter presentare un progetto che è quello della Sardegna verso l'UNESCO, che rappresenta dal nostro punto di vista una grande sfida con i sardi e una grande opportunità di sviluppo per la Sardegna. Noi abbiamo una ricchezza straordinaria, unica al mondo, che è quella della civiltà nuragica, 8.000-10.000 monumenti che punteggiano i 24.000 km² del territorio sardo, che oggi hanno l'occasione di vedere riconosciuto il fatto che l'identità profonda che rappresentano per i sardi è anche un patrimonio di valore universale, apprezzato dall'UNESCO, che lo include all'interno della World Heritage List. È un'occasione culturale straordinaria dal nostro punto di vista, è un grande orgoglio per tutti i sardi, ma è soprattutto una opportunità di nuovo sviluppo sostenibile, cioè è finalmente la possibilità di dire che la civiltà nuragica, oltre che essere una ricchezza per i sardi, è una carta d'identità straordinaria che renda la Sardegna riconoscibile nel mondo e che possa diventare un volano di sviluppo economico in grado di trascinare tutte le filiere dell'economia sarda. Noi siamo convinti che i monumenti alla civiltà nuragica, che la narrazione di questa splendida, misteriosa, fantastica storia di 3.500 anni fa possa diventare veramente il jolly che la Sardegna tira fuori dal mazzo di carte e che, se lo sa raccontare adeguatamente al mondo intero, può diventare per i sardi che verranno dopo di noi un'occasione di sviluppo economico e di ricchezza per le famiglie straordinaria. Questa sera sono ancora una volta a Roma, qui al Gremio, con un ruolo duplice, quello di socio onorario del Gremio, grazie al riconoscimento che mi è stato fatto dal presidente Antonio Masia, ma da tutto il direttivo. Ma sono anche in veste di rappresentante della Fondazione Barumini Sistema Cultura, con cui siamo in stretti rapporti di collaborazione con Sardegna verso l'UNESCO. E ho il piacere appunto questa sera, questo pomeriggio, di essere al fianco del presidente Pierpaolo Vargiu, che ci illustrerà come protagonista principale le attività dell'associazione. Ho voluto in qualche modo sollecitato Antonio Masia, il presidente del Gremio, di organizzare questo evento perché ritengo che sia di estremo interesse anche per i sardi non residenti nell'isola, ma a Roma e anche in altre parti. Non potrò riposare, amore coro, pensando a tieso d'ogni momento. Noi stesi in tristura prenda e oro, ne in dispiacere o pensamento, t'assicuro che tu è solo brano, cadamo forte d'amo, d'amo, d'amo. Intanto cominciamo, io comincio come sempre presentandoli, intanto ringraziandoli perché siete venuti e poi ringrazio subito i due ospiti importanti di questa serata, che sono Pierpaolo Vargiu, e lui il presidente della e Salvatore Bellisai. Siccome la rappresentanza qua del presidente di questo consiglio di amministrazione di Barumini Sistema Cultura. Facendo alcune considerazioni.
Io ci tengo molto a dire queste cose che ho detto altre volte e che avevo anche riassunto in un articolo che avevo mandato all'Unione Sarda, che aveva pubblicato nel 2019, perché era nato un dialogo fra Emanuele Dessini, pare che si chiami, non il direttore, sì, e altri, sul significato e sull'importanza che bisognava dare al patrimonio archeologico sardo, no? E giustamente Dessì diceva che siamo molto forti come patrimonio archeologico, no? Ma siamo dei nani da un punto di vista della informazione, della diffusione. E io aggiunsi nel mio articolo anche della conoscenza, perché in sostanza io rimproveravo a me stesso e ai sardi di non avere mai approfondito la cultura e la civiltà nuragica. In effetti io ho studiato in Sardegna, no? Tanti qua hanno studiato in Sardegna, ma io non ricordo che nei nostri testi e nei nostri programmi di insegnamento si parlasse di civiltà nuragica, no? Noi siamo stati tutti un po' scossi e colpiti quando un giornalista, no? Lo cito, non solo perché siamo amici, ma è stato un giornalista importante, uno dei fondatori di Repubblica, Sergio Frau, ha iniziato a scrivere sulla civiltà nuragica, articoli su Repubblica, articoli uno dietro l'altro. Allora tutti, me compreso, abbiamo iniziato a chiederci, ma è così, sarà così? In fondo lui poneva una serie di interrogativi e sono quasi tutti risolti questi interrogativi, perché sulla civiltà nuragica, al di là delle considerazioni e valutazioni che troviamo su Facebook, in internet, non si conoscono bene molte cose, no? Noi immaginiamo solo che fino al 1949 non esisteva, non appariva, meglio dire così, il sistema nuragico più importante della Sardegna, su Nuraci di Baruni. No, non c'era, non appariva, era una collina, no? Appariva una collina di terra e di pietre, ma non si capiva che lì sotto c'erano dati. Poi c'è stata l'operazione di Lilliu, di Giovanni Lilliu, quello che chiamiamo Subabumano della teologia sarda, che ha tirato fuori, è riuscito a organizzare un'operazione per liberare la terra dal nuraghe, e abbiamo oggi sul nuraghe di Baruni. L'altro nuraghe vicino, quello che chiamano il nuraghe del Sagrigia, no? Il nuraghe della chiesa, o il nuraghe bianco, anche perché è un calcare più bianco quello del nuraghe del Sagrigia, è stato scoperto negli anni 90, no? Era sotto le fondamenta di un palazzo nobiliare, Casa Zapata, no? Erano originari spagnoli, proprietari di quella zona. Allora, tu stesso, in quell'articolo che è apparso sul Corriere della Sera dell'altro giorno, ad un certo punto dici che oltre alla bellezza, no? Delle coste, la civiltà nuragica è carica di suggestioni antiche, di emozioni e di mistero ancora in gran parte da svelare. A me questa storia, che ci sia ancora un mistero in gran parte da svelare, mi fa un po', come mi innervosisce. Perché? Le gocce di Esatto. Perché la Sardegna e in Sardegna non hanno operato e lavorato per disvelare questi misteri. È possibile che ancora non si riesca a rispondere con precisione a queste domande. Cos'era il nuraghe? Come è stato realizzato? A che cosa serviva?
qual è stata la funzione del nuraghe? Perché per quasi 1000 anni in Sardegna hanno costruito il nuraghe? No? Il modello architettonico era quello, il nuraghe. I nuraghe ci sono dai 7 agli 8000 nuraghe, non è che ce n'è 1, 2, 3. Quindi questo motivo architettonico ha, come dire, occupato interamente la Sardegna. E allora, perché ancora siamo a questo punto? Allora, tutto questo per dire che è importante l'operazione che sta facendo l'associazione, è importante perché quel patrimonio lì, queste immagini che avete visto, è veramente il tesoro della Sardegna ed è lì che bisognava lavorare, perché le caratteristiche della Sardegna sono, oltre che il paesaggio irripetibile, bellissimo, eccetera, l'agricoltura, la pastorizia e questi beni archeologici. Grazie, passo la parola a Pierpaolo Maggi. Che cosa è la Sardegna verso l'UNESCO? Di sintesi magari Pierpaolo, precisaci bene cos'è l'UNESCO. Partiamo da una cosa ancora più a monte, come si diceva un tempo. Cos'è l'UNESCO? Allora, l'UNESCO è un'associazione, è una istituzione internazionale a sede a Parigi che si occupa di tante cose, tra le normalmente appunto le cose più importanti di cui si occupa dovrebbero essere quelle legate a stabilire relazioni e pace tra i vari popoli del mondo, ma tra le cose di cui l'UNESCO si occupa e a cui noi siamo particolarmente interessati è il fatto che l'UNESCO certifica, se possiamo usare questo termine, il fatto che ci siano dei beni che pur stando fisicamente in un paese geografico diverso sono per la loro importanza, per la loro unicità, per la loro appartenenza allo spirito collettivo dell'umanità, se possiamo usare un'aggettivazione di questo genere, sono un patrimonio mondiale. Quindi in Italia Venezia è un patrimonio dell'umanità, i guerrieri di terracotta della Cina sono un patrimonio dell'umanità, saranno ospiti a Barumi tra l'altro tra poco. Petra è un patrimonio dell'umanità, lo dico perché ci sono stato da poco, quindi l'ho visitata potendone apprezzare la bellezza e anche il senso di appartenenza globale che dà a visitare un posto come Petra. Ecco, noi ci siamo convinti che anche la civiltà nuragica sarda abbia la stessa capacità evocativa. Quindi la civiltà nuragica sarda, che sicuramente ha delle unicità straordinarie, non esiste un altro posto al mondo, diciamo noi lo dicono gli esperti, non esiste un altro posto al mondo che in 24.000 km² di territorio conservi dagli 8 ai 10.000 monumenti di epoca protostorica. Se poi ci aggiungiamo quelli di epoca preistorica, arriviamo a 12, 13, 15.000 monumenti con una densità monumentale che è unica al mondo. Bene, domanda successiva. Questa cosa unica al mondo, quindi che noi vorremmo diventasse patrimonio dell'umanità, il mondo come la apprezza, come la tratta, come gli è stata raccontata, le cose che un po' ci ha chiesto anche Antonio durante la sua introduzione. Bene, io vi dico l'esito di una indagine che noi abbiamo affidato a un'agenzia di rilevazione demoscopica che si chiama Eumetra, quella di Mannheimer, l'anno scorso, perché gli abbiamo chiesto, poi vi farò vedere un video che si riferisce al momento conclusivo di quell'attività, gli abbiamo chiesto di intervistare i turisti sardi che erano presenti in Sardegna nel mese di luglio e agosto, ovviamente turisti balneari, visto che erano in quei mesi in Sardegna, e di chiedere loro quanti intendevano nel corso della loro permanenza in Sardegna andare a visitare le loro nuraghe. Bene, le risposte sono state interessanti, ma interessanti per i sardi, nel senso che è utile che i sardi ci ragionino sopra queste risposte, perché il 47% del campione intervistato, 1 su 2 per intenderci, senza sostanziale differenza tra gli italiani
e gli stranieri, alla domanda avete intenzione di visitare almeno un nuraghe, sapete cosa ha risposto? Sì, lo sapete, se vi sforzate vi viene immediatamente in mente. Ha risposto, cosa sono i nuraghe? Cioè, quindi erano in Sardegna, non erano per visitare i nuraghe, erano per fare il bagno, siamo d'accordo, ma erano in Sardegna e non avevano neanche comperato uno di quei libricini che noi tutti prendiamo ogni volta che andiamo a visitare qualunque posto al mondo per capire oltre quello per cui andiamo a Parigi, perché lui racconta a Parigi, compro un Baedeker su Parigi e magari mi portano alla Chedouin, mi portano per la Scesa, mi portano per altre cose. Non l'avevano neppure fatto, erano venuti a fare il bagno, erano venuti a fare surf, erano venuti a fare sport acquatici, non sapeva cosa c'era fuori dalla costa. Ecco, allora sono dei disgraziati questi, ma no, siamo disgraziati noi sardi. Cioè, la considerazione che noi facciamo è questa. I disgraziati siamo noi sardi che non abbiamo saputo raccontare al mondo che cosa abbiamo. Quindi non è che dobbiamo andare a cercare altrove le colpe di chi non ha valorizzato la Sardegna. Noi sardi normalmente siamo famosi per riuscire sempre a trovare le colpe altrove. In questo caso direi che le responsabilità sono prima di tutto dei sardi e quindi prima di tutto della classe dirigente dei sardi, che poi se c'è un asset economico e l'asset economico non viene valorizzato, lasciamo perdere che è anche un straordinario asset culturale, ma è anche un asset economico, insomma, la responsabilità è di chi, avendo a cuore, avendo in mente quali siano le opportunità che deve dare la propria terra, non è riuscita a dare. Ecco, qui nasce l'associazione, nel senso che la caratteristica di questa associazione, intanto qualcuno ci prende in giro e dice, il dottor Raggio viene a farci una relazione nella nostra scuola sul nuragico. Io non sono in grado, sto dicendo, sì, ma io non sono dottore in archeologia, nella mia vita sono dottore in medicina e ho fatto tante cose, sono stato in politica nelle istituzioni per tanti anni, ma l'unica cosa di cui quasi non so niente, a parte quello che forse dei vecchiari ho imparato, è l'archeologia. E la nostra associazione non è formata da archeologi, non c'è neppure un archeologo, che non significa che noi non abbiamo un rapporto straordinariamente forte e intenso con il mondo dell'archeologia sarda, quindi con l'accademia, con le sovrintendenze e con il mondo anche dei divulgatori in campo archeologico, divulgatori scientifici in campo archeologico, e il nostro comitato scientifico. Quindi i 32 siti che sono stati inseriti all'interno di quella che oggi è l'istanza UNESCO sono stati scelti dal comitato scientifico. Avessi scelto io, avrei dietro i sindaci che mi vogliono fare l'appello perché ho messo il nuraghe del loro comune, non quello del comune vicino. Quindi sono stati scelti dal massimo delle rappresentanze dell'Accademia e dell'archeologia sarda. Però il lavoro di divulgazione, il lavoro di aiuto alla candidatura, insomma, quello lo sta facendo l'associazione, che lo sta facendo seguendo sostanzialmente due strade. Una è il percorso UNESCO. Noi siamo sfortunati, nel senso che l'UNESCO ha cambiato 1000 volte le proprie regole. Quindi nel 1997, quando Barumini ha avuto la fortuna, la possibilità e l'onore di entrare dentro la lista UNESCO, l'Italia, nella conferenza annuale UNESCO che si tenne a Napoli, riuscì a far entrare 15 siti dentro la lista UNESCO. Oggi entra un sito ogni anno, quindi c'è una selezione che avviene a monte da parte del Ministero della Cultura, poi dopo il Ministero della Cultura vengono istruiti i cosiddetti preliminary assessment, i preliminary assessment passano alla Commissione Nazionale Italiana UNESCO, la Commissione Nazionale Italiana UNESCO fa le valutazioni comparative, dopodiché un progetto all'anno va verso l'UNESCO. Quindi oggi è estremamente complesso il percorso. Allora, noi avendo pienamente compreso quale sarà la lunghezza del percorso UNESCO, abbiamo pensato che la cosa migliore era utilizzare il percorso stesso come strumento di empowerment nei confronti dei sardi e strumento di diffusione della nostra idea fuori dalla Sardegna. Per cui noi stiamo usando il percorso UNESCO per raccontare e per far raccontare, per spiegare ai sardi che della Sardegna nessuno sa niente al mondo e che a maggior ragione nessuno sa niente dei nuraghi.
ma che se i sardi invece pensano di essere famosi nel mondo, come spesso erroneamente pensano, insomma diventa difficile risolvere un problema se non hai la consapevolezza di averlo. Allora intanto i sardi devono avere questa consapevolezza, che abbiamo un patrimonio straordinario e bellissimo, ma che nessuno ne sa niente, che la Sardegna è un posto meraviglioso, ma che nessuno sa che esiste la Sardegna. Quindi dobbiamo avere un'idea di un racconto della Sardegna e dell'Uragico, di un racconto che per forza deve essere diverso rispetto a quello che abbiamo fatto sinora, perché quello che abbiamo fatto sinora non è efficace. Quindi Albert Einstein diceva che se noi rifacciamo 1000 cose le stesse cose sperando di avere risultati diversi siamo scemi. Ecco, i sardi di questo un po' devono prendere consapevolezza, che se noi continuassimo a divulgare fuori dalla Sardegna, sempre nello stesso modo che abbiamo fatto sinora, l'idea di Sardegna e la carta d'identità della Sardegna sull'Uragico, probabilmente il risultato sarebbe sempre lo stesso. Allora, cosa fa l'associazione? Beh, l'associazione fa una cosa che in Sardegna, il mio vecchio collega radiologo che aveva lanciato un'associazione di questo genere, chiamava Tramas de Amistade, cioè l'associazione crea una trama reticolare che tenta di mettere insieme professionalità, provenienze culturali, background differenti, unendoli con lo stesso obiettivo. Allora, insieme agli archeologi cerchiamo di far lavorare gli architetti del paesaggio, quindi abbiamo convenzioni con l'Università di Cagliari e di Sassari, col DICAR e col DALU, che si occupano di urbanistica e di paesaggio e seguono la parte ambientalistica e del paesaggio della città uragica, con gli economisti, per cui abbiamo la convenzione con il CRENOS, che è l'istituto che mette insieme l'Università di Cagliari e l'Università di Sassari degli studi economici, col CRS4, che è il centro di ricerca e di innovazione in Sardegna, fondato dal premio Nobel Rubbia, e ovviamente con sovrintendenze, comuni, regione, riuscendo a ottenere alla fine quello che in Sardegna è difficilissimo, credetemi, lo sapete meglio di me, da ottenere, e cioè un reticolato di competenze, di disponibilità, di passioni entusiastiche che si uniscono tutte con lo stesso obiettivo. Abbiamo ottenuto, grazie alla Fondazione di Sardegna, che è un partner del nostro progetto, di avere la collaborazione della Fondazione Links, che è una fondazione torinese che unisce, fatta dall'Istituto San Paolo e dal Politecnico di Torino, che ha seguito altre istanze UNESCO che sono andate a buon fine, quindi Links ci sta facendo da coordinatore di progetto e lavoriamo, abbiamo già fatto il preliminary assessment che è già andato al Ministero della Cultura, che è già arrivato sino alla CNIO, la Commissione Nazionale di UNESCO, quindi il nostro processo verso l'UNESCO di Parigi procede con lentezza, si dice si potrebbe essere bugiardo, ma procede con determinazione e anche con ragionevole raccolta dei risultati. Ma noi non abbiamo mai pensato che la certificazione UNESCO sia un punto di arrivo. La certificazione UNESCO per noi resta un punto di partenza, perché nel momento in cui noi l'avremo ottenuta, quindi nel momento che tutti i sardi saranno consapevoli che davvero la civiltà nuragica ha una importanza nell'immaginario collettivo mondiale tale da poter essere definita patrimonio dell'umanità, insomma inizia un altro percorso, che è quello di comunicare al mondo la nostra esistenza e di comunicare al mondo l'importanza di quello che noi abbiamo fatto. Ed è questo un po' il processo. Inizia un altro processo, perché il processo vero, guardate, per la Sardegna non è quello di avere la certificazione UNESCO. La certificazione UNESCO è una cosa importantissima che ci inorgoglisce e che ci garantisce che il nostro obiettivo è davvero un obiettivo importante. Ma poi il tema è che la Sardegna si sta spopolando. Il tema è che noi abbiamo una denatalità in Sardegna che è la più elevata d'Italia, e l'Italia è già quella più elevata d'Europa. Dunque, il saluto innanzitutto da parte mia e anche della fondazione che rappresento. Ho ascoltato, oltre tanti altri che ho avuto modo, piacere di ascoltare l'intervento di Pierpaolo, e alcune cose mi hanno stimolato, ma non le riprendo. Cito solo 2 numeri. Allora, l'anno prossimo, nel 2025,
saranno 75 anni da quando il professor Liviu ebbe l'intuizione che dietro, sotto quella collina famosissima, vi fosse qualche cosa di interessante. Io quando recentemente ho fatto degli interventi presso delle scuole, ho sempre iniziato, c'era una volta una collina. L'altro dato riguarda appunto la conoscenza della Sardegna e dei beni, soprattutto archeologici, nuragici della Sardegna da parte del mondo. Ecco, vorrei dire questo e poi vi spiego perché parlo del mondo. Barumini ha segnato prima del Covid una tappa importante in termini di frequentazione del sito, 160.000 presenze. Tra l'altro noi gestiamo per conto del comune di Barumini non solo il sito su Nuragi, che è chiaramente il sito principale, ricordo l'emblema della civiltà nuragica, ma abbiamo anche dato vita dopo alcuni anni ad un polo museale molto importante e un centro servizi altrettanto importante come attività convegnistiche e altro. Tengo a sottolineare che appunto da quando è nata la Sardegna verso l'UNESCO sono obiettivi che perseguiamo congiuntamente grazie anche ad un accordo di collaborazione che abbiamo stipulato. Quindi dicevo 160.000 presenze prima del Covid che abbiamo recuperato interamente. Però di questi 160.000 il 60%, circa il 65% sono stranieri. E vi posso garantire, da quello che mi dicono le guide, eccetera, eccetera, che sono presenze straniere di tutto il mondo, sottolineo, sono presenze educate alla conoscenza di ciò che vedono. Questo è un dato ormai consolidato. È vero tutto quello che Pierpaolo ha evidenziato in termini di negatività, però vabbè, non lo sottolineiamo più di tanto. Negatività nel senso di conoscere la civiltà nuragica sia attraverso i libri e sia attraverso anche conoscenze di carattere divulgativo, eccetera. Oggi, da diversi anni, soprattutto da quando è nata la Fondazione Barumini Sistema Cultura nel 2006, fine del 2006, di cui io faccio parte come Presidente del Consiglio di amministrazione sin dalla nascita, ancorché non per meriti particolari, ma perché il mio legame a Barumini è consolidato nel tempo, essendo stato io segretario comunale per 8 anni a Barumini, negli anni in cui il professor Liviu era in auge come autorità, come archeologo e quant'altro, scrittore, eccetera. Ma questi passaggi verranno ripresi in questo brevissimo video che tra un po' mando in onda. Quindi dicevo, le conoscenze della civiltà nuragica e di Barumini consolidate nel tempo hanno seminato e raccolto qualche cosa in termini di conoscenza. Mi rifaccio alla tua domanda iniziale. Tutto questo ha portato indubbiamente ad uno sviluppo locale, sia nell'ambito del paese di Barumini, ricordo un paese agropastorale, ma soprattutto per gli intendimenti che l'amministrazione comunale ha voluto perseguire nel creare un organismo intermedio come una fondazione che è stata, credo di poter dire, vantare la prima in assoluto in Sardegna per un ente locale. Pierpaolo, che conosce le abilità politiche della nostra isola, potrà confermare in questo senso, perché fondazioni non era ancora una formula organizzativa in voga. E tutto questo ha portato dalle iniziali 20 unità che erano in attività quando il Nuraghe era ancora gestito dal Ministero della Cultura prima, parlo degli anni 80, a partire dagli anni 80, poi il passaggio all'amministrazione comunale. Una volta creata la fondazione, dagli originari 20 operatori, attualmente abbiamo 65 circa lavoratori a tempo indeterminato pure a tempo parziale. Questo cosa significa? Come anche Pierpaolo evidenziava,
lo scopo di far crescere la conoscenza è associato strettamente allo sviluppo economico, sociale e occupazionale, e questo non è poco, perché tutte queste unità sono la maggior parte del posto, e comunque non dobbiamo parlare in termini di localizzazione sul luogo, ma in generale sull'intero territorio. Per questo che credo che ciò che è stato fatto inizialmente per tanti anni dalla Fondazione, ma ancora prima dal Comune di Valumini, con l'avvento anche della Sardegna verso l'UNESCO, ma oserei dire anche di Montebrama, con cui siamo ugualmente associati, possa portare ad obiettivi ancora maggiori e importantissimi. Quindi, come conclude il video, visitate, se non l'avete ancora fatto, Valumini, e avrete un'immagine effettivamente stupenda. Grazie tanto. Grazie a te, questa bella testimonianza. Io insisto sulle negatività che ha espresso anche lui, perché questa materia deve andare nelle scuole, ma in Sardegna, perché non è concepibile che i giovani che studiano in Sardegna in questo momento, per i quali si ha anche la paura dello spopolamento, perché poi, come dicevi tu, questi giovani chi li trattiene? Poi vanno andare a inserire, non fanno le radici, non trovano lavoro, non fanno la famiglia, eccetera. Se ne vanno. Abbiamo centinaia, su 360 forse ne abbiamo almeno la metà che stanno correndo il serio rischio dello spopolamento in Sardegna. Quindi questa materia che diventa rete di comunicazione, come hai detto tu, deve andare nelle scuole, e si deve capire cos'era questa civiltà nuragica. No? Io dico, questi sono nuraghi che sono stati realizzati con delle tecniche geometriche, architettoniche e matematiche di grande spessore. Non è come ci sembrano, non sono cumuli di pietre messe così. Allora, si può sapere com'erano all'interno i nuraghi o com'erano all'esterno. Possibile che quelle popolazioni che avevano sviluppato un grado di evoluzione artistica tale da poter fare dei manufatti, come abbiamo visto, dei gioielli, dei vasi, eccetera, eccetera, e che andavano in giro per il Mediterraneo, abitavano in quelle condizioni lì. A tutte queste domande non c'è risposta. Mi consola un fatto, che solo nel 1800 il famoso architetto al seguito di Napoleone d'Egitto, Champollion, come si chiamava, ha scoperto come leggere i geroglifici, e sono quelli che hanno poi chiarito cosa è stata la civiltà egiziana e le piramidi. Nel 1800 le piramidi avevano migliaia di anni a quel punto lì. Quindi non disperiamo neanche noi, qualcuno ci dovrà dire prima o poi com'è che è collassata questa civiltà, com'è collassata? Un'emergenza, che cosa? Non può essere come dice Sergio Fra, uno tsunami, no? Che ha preso d'infilata basandosi su documentazione di Platone, eccetera, insomma, uno schiaffo del mare, come lui l'ha definito. Io non sposo tesi, però dico, indaghiamo su questo. Possibile che ai piedi di Valumini, che comincia la piana del Campidano, lì sotto ci siano centinaia di nuraghi sommersi, il tempo, oppure qualche altra cosa? Allora, bravo per quello che stai facendo e conta sulla nostra collaborazione. E abbiamo promesso qualche intervento. Ti ringrazio, mi piacerebbe cosa prima io ce ne sono tante, sono contento, io signor dottor Pensellaio sono abbiamo qui, per chi lo volesse qui vedere, un opuscoletto che riassume l'iniziativa che ha svolto la società. Ovviamente io non ho voluto raccontare, ci vorrebbe un intervento più lungo, però ad esempio la storia sarda nelle scuole, noi abbiamo preparato un progetto di legge per l'insegnamento della storia sarda nelle scuole, che abbiamo fatto firmare a tutti i capigruppo delle forze politiche presenti in Consiglio regionale, che è stato presentato nell'Assemblea regionale
organizzato un Master Junior per gli studenti di scuola media superiore ed è stato fatto addirittura nelle scuole del Piemonte, perché siamo riusciti per la prima volta a esportare l'insegnamento della civiltà sarda nuralgica in una regione italiana che non fosse la Sardegna. Stiamo predisponendo insieme con l'Indire e con l'Eurispes un prodotto multimediale, come oggi si chiamano modernamente, da utilizzare nelle scuole medie superiori e nelle scuole medie inferiori come ora di civiltà sarda, cioè con l'appoggio che dovrebbe esserci del Ministero della Pubblica Istruzione, ma soprattutto attraverso la rete degli insegnanti, perché poi è quella che funziona, che sono delle grandi autorità che riescono a penetrare nelle scuole. Stiamo cercando di entrare in questo modo nelle scuole. Quindi tutte queste cose sintetizzate al massimo le trovate nelle scuole, perché io vi ho portato e vi ho a disposizione. E c'è anche il segnalibro, perché noi siamo un APS, quindi chiediamo, se ce lo danno, ci abbiamo un sito che è Sardegna verso UNESCO.org, nel quale io vi chiederei di entrare e soprattutto vi chiederei che, al di là delle domande che adesso vi farete, alle quali spero in qualche misura di poter rispondere, cioè qualunque cosa vi venga in mente per poterci aiutare in qualche modo, idee, suggerimenti, eccetera, non c'è bisogno che lo diciamo stasera, cioè ci rimettete in contatto e noi siamo lietissimi di rispondere, di interagire, di approfondire, di verificare tutto quello che si può fare insieme. Grazie. Allora iniziamo con le domande, non un'esposizione. Iniziamo con il nostro segretario di Matteo, per chiesa. Allora, sottoscrivo tutto quello che è stato detto dal dottor Paolo e da Salvatore e naturalmente dal nostro Presidente. Vorrei chiedere una cosa, perché ci vediamo a chiamarla civiltà nuralgica? Cioè, già leggendo, qualche archeologo, qualche storico inizia a mettersi questa domanda. Ma perché non la chiamiamo molto meglio civiltà sarda? Perché la Sardegna non è fatta soltanto di nuraghi, abbiamo i corsi sacri, abbiamo i rettori dei giganti, riprendoci soltanto il periodo del 1500 avanti Cristo. Abbiamo i villaggi nuragici, tantissimi. Quindi io direi di incominciare cioè in Egitto non chiamano la civiltà piramidale, la chiamano civiltà egiziana. Ok? È questo. La Sardegna non è solo mare, anche se è un mare magnifico. Però ecco questo, una civiltà sarda. La chiamano anche civiltà sarda, non solo nuragica. La chiamano di solito civiltà nuragica. Che la caratterizza un po'. Cerco di dire sinteticamente tutto quello che mi avete chiesto. Civiltà nuragica, perché questo nome? In realtà quando noi parliamo di civiltà nuragica ricomprendiamo all'interno sia i pozzi sacri che le tombe dei giganti, che sono monumenti nuragici. Infatti nei 32 monumenti ci sono sia i pozzi sacri che le tombe dei giganti. Ed è altrettanto vero che c'è tutta la parte preistorica, quindi non tutto storica, perché l'UNESCO divide a pezzetti storici, che ad esempio è rappresentata da Edo Muteias, che dal nostro punto di vista è esattamente Sardegna verso l'UNESCO quando lo sono i curati, quando poi il racconto non può che essere storia sarda, quindi siamo totalmente d'accordo. Diciamo che l'unico imbarazzo che io ho avuto nell'ascoltare queste domande è che purtroppo io non sono né l'Accademia di Archeologia né il Presidente della Regione Sardegna, quindi faccio il conto col fatto che io rappresento un'associazione e che mi piacerebbe fare cose su scala 100 volte più grandi, ma in realtà noi ci definiamo dei catalizzatori, dei facilitatori, quindi siamo humus, non siamo purtroppo l'intero percorso agricolo che porta poi al raggiungimento del risultato. La Sardegna è un unico, assolutamente d'accordo, però quando io vendo l'Egitto, vendo le piramidi, poi le piramidi hanno intorno 100.000 cose. Io sono andato a fare, come immagino molti di voi, la crociera sul Nilo,
la Crociera sul Nilo è una elegia di straordinarie esperienze di vario genere e vario tipo, che non sono certo soltanto le piramidi, però effettivamente poi diventa necessario dire che cosa sei unico al mondo. E noi siamo unici al mondo perché il nostro patrimonio è proprio storico e storico. Cioè, quando discuto 1000 volte, noi abbiamo il periodo spagnolo importantissimo in Sardegna, sì, ma Spagna è meglio. Noi abbiamo il Fenicio, che sì, in Libano è meglio. Noi abbiamo i Punici, sì, ma Cartagine è meglio. Quindi è vero che noi siamo una stratificazione di tantissime cose, nessuno vuol vendere fanta archeosardità, cioè io sono l'ultimo che voglio vendere sardismo di quello esagerato, autoreferenziale che si guarda all'ombelico, anzi credo che i sardi debbano guardare il mondo e al mondo, non guardarsi addosso, quello che ho cercato di dire sia in questo momento, però è evidente che in qualche modo devi caratterizzarti con qualcosa di straordinario che colpisca l'immaginario collettivo e la monumentalità magica. C'è poco da fare, gli archeologi ce lo dicono, è unica al mondo, quindi è comunque qualcosa su cui possiamo tentare di ritagliare una nostra carta di visita. Grazie. Ancora l'autorizzazione ad andare per non rischiare di perdere l'aereo. Purtroppo chi vive in Sardegna è soggetto al fatto di non poter accedere alla macchina e partire. Noi te la ricordiamo questa possibilità. Va bene, te ne la ricordiamo. Ti ringraziamo veramente con tutto il cuore per le cose che ci hai detto e siamo convinti oggi di aver fatto un'azione buona e giusta, chiamiamola così, di aver seminato bene, perché ognuno di noi può avere amici, parenti, figli e nipoti. Queste cose le dobbiamo dire queste cose. Quindi grazie a te, grazie al Salvatore del design. Adesso io chiedo formalmente all'amico Enzo Buoni, no? Che già cantato per noi in diverse occasioni, ma non qui. Lui è venuto oggi a trovarci, allora chiediamo un paio di canzoni, vai tu. Sono onorato di stare qua, è una bella emozione, sono venuto per caso. Questa notte su me Stasi stella brillante, lluvia diamante, chi illumina su cammino e s'affida, chi stella si scura, una fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, al castello del silenzio, e li vedi anche te, guarda il futuro, ed è sempre tutti così. E anche tu lo vedrai e chissà che lo vedrai solo con gli occhi miei ed il mondo la sua luce. Spero che mi lasci andare, ma mi sventola il verbale. Manile, ma chi me l'ha fatto fare ad andare al mare?
vedendo la statale, e poi triste, con i miei pensieri, dietro quella curva, cosa vedo? I carabinieri. Con il passo da filino, si avvicina al finestrino, abbassa, oggi è brutto. Dica pure, brigadiere, ho una striscia serene che non usa la cintura, mi ritorna la paura, conferisce l'evisione, anche l'assicurazione è scaduta un mese fa. Tempo a chi me l'ha fatto fare, ad andare al mare, vedendo la statale, e poi triste. Mentre la radio canta su quella pianura, cosa vedo? Vedo la finanza. Ma chi me l'ha fatto fare ad andare al mare vedendo la statale? Ma chi me l'ha fatto fare ad andare al mare prendendo la statale? Ma chi me l'ha fatto fare? Grazie signori, è stato un onore e piacere. Grazie.